Questa non te l'aspetti. Un pensionato di 66 anni è arrestato per spaccio di cocaina a St. Largus. E quando scoprirai cosa hanno trovato in casa sua, ti cadranno le braccia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola in Forno. Ti racconto una storia successa ieri mattina a St. Largus. Immagina i falchi della squadra mobile che da giorni stanno tenendo d'occhio una casa normale, in un quartiere normale. Ma dentro quella casa non c'è niente di normale, perché chi abita è un pensionato di 66 anni che, secondo i investigatori, spaccia cocaina come se fosse il suo lavoro part-time. I poliziotti avevano il sospetto da tempo. Quest'uomo custodiva droga pronta per essere venduta. Così hanno deciso di aspettare, osservare, studiare i suoi movimenti. Un vero e proprio appostamento che è durato giorni. E poi, ieri mattina, il blitz. Irrompono nella sua abitazione e quello che trovano supera ogni loro aspettativa. 35 grammi di cocaina pura e tutto l'occorrente per confezionarla. Bustine, materiale per imballaggio, un vero laboratorio casalingo dello spaccio. Pensaci, mentre i suoi coetanei guardano la televisione o giocano a carte al bar, questo signore gestiva un traffico di droga dalla sua casa. Come un anno qualunque, che però, invece delle caramelle per i nipoti, teneva la cocaina nel cassetto. E sai qual è la cosa più assurda di questa notizia? Che l'autorità giudiziaria, dopo aver convalidato l'arresto, le ha dato solo l'obbligo di dimora nelle ore notturne. Praticamente, puoi uscire di giorno ma la sera stai a casa. Ora mi chiedo, è abbastanza come punizione per uno spacciatore di 66 anni? O forse l'età avanzata cambia tutto? Tu cosa ne pensi? Se anche te vuoi scoprire le storie più assurde che succedono nella nostra Sardegna, lascia un like e iscriviti, perché la realtà a volte supera davvero la fantasia.